A Mestre sta facendo discutere la nuova profilazione criminale con cui sbandati per lo più tossicodipendenti si avvicinano alle potenziali vittime in cerca di denaro contante per l'acquisto di una dose. Si tratta di un'estorsione vera e propria. A darne notizia con grande coraggio Elisabetta il giorno dopo il pestaggio del figlio. Ti dicono o soldi o coltello, cioè è una cosa pazzesca. È un nuovo genere di estorsione che non conoscevo, così da via Piave, cioè a meno di 1 chilometro da via Fogazzaro, Ernesto Rosapepe, da sempre in prima linea contro spaccio e degrado, invita la gente a non cedere alla paura e a comportarsi come Gilberto. Per fortuna no, qua non è ancora successo, perlomeno non ho sentito che sia successo qui. Bisogna avere coraggio di denunciare. Non cedere al ricatto dei malviventi né dei pochi spiccioli da tenere in tasca per tenere a bada i tossicodipendenti, ci dice anche oggi al telefono sempre Elisabetta. Intanto in via Fogazzari i residenti vivono angosciati per le minacce e intimidazioni che subiscono quotidianamente, raccontano. Bisogna guardarsi attorno, cioè nel senso che quando tu cammini qui, devi sempre avere occhi davanti, dietro, accompagnare gli anziani a fare bancomat. Una volta che c'era polizia, che c'erano i carabinieri, che c'era che passava, si vedeva, adesso non si vede altro. Cioè gli agenti, i vigili o la polizia o chi per loro, devono scendere dalle macchine e camminare, devono controllare le persone, devono far vedere le divise. A dirci che qui in via Fogazzaro c'è gente pericolosa, anche alcuni cittadini stranieri di loro iniziativa si avvicinano con coraggio alla telecamera. Tante brutte persone qua, brutti vuol dire gente che rubano, vendono droga, e loro gira sempre, non lo so polizia che cosa fare. Lunedì prossimo, 19 agosto, Gilberto, il trentenne pestato, subirà l'intervento chirurgico per la frattura multipla al naso e riportata dopo la barbara aggressione, denunciata in mattinata in questura. Già fermati e identificati rispettivamente da polizia locale e agenti della questura di Venezia i due aggressori, la 19enne marocchina e il 25enne nigeriano, entrambi però già a piede libero, sebbene con una denuncia di lesioni in concorso.